Esordio estivo dei metal detector nelle zone rosse a rischio Mala Movida di Jesolo. Gli apparecchi in dotazione alla polizia locale potranno rilevare anche la presenza di coltelli sempre più in uso da alcuni giovani. Via la stagione estiva 2025 a Cavallino Treporti, la località veneziana è sempre più leader del turismo balneare in Italia, ma come il resto del litorale deve scontrarsi con problemi di viabilità. Ciclista di 61 anni morto per arresto cardiaco lungo la strada che conduce alla diga del Val Gallina in comune di Soverzene. Faceva parte di una comitiva organizzata dall'associazione Bici and Bike di San Donà. Evasione fiscale, solo il 5% dei comuni veneti denuncia al fisco, il più virtuoso Verona, nessuna segnalazione da Belluno e Treviso, lo studio della CGA di Mestre. In occasione della sesta edizione del Salone Nautico di Venezia, il Sistema Camerale Unito ha presentato un report che documenta la costante crescita economica del settore. E proprio nel giorno della finale di Champions dell'Inter, la scomparsa di Ernesto Pellegrini, straordinario presidente nero-azzurro legato a Venezia e al Veneto, portò l'Inter campione d'Italia a giocare anche a Mogliano. Buonasera, bentrovati e bentrovate, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Partiamo subito dunque con le notizie, lo avete sentito dai nostri titoli, parliamo di sicurezza, inaugurate nelle zone rosse di Jesolo dei nuovi metal detector, vediamo a cosa serviranno. Il 2022 è stato probabilmente l'anno di esplosione, diciamo, di tutti i fermenti post-Covid. Jesolo ha avuto la sua parte di guai perché avevamo molti ragazzi giovanissimi coinvolti in episodi anche con i coltelli, di sangue, e quindi quello è stato il momento di picco. Abbiamo da lì iniziato una serie di attività di prevenzione, di potenziamento dell'organico della polizia locale. Eccoli i metal detector in dotazione alla polizia locale a presidio delle zone rosse di Jesolo. Prevenzione e repressione di episodi di disordine o violenza in cui può degenerare la mala movida notturna sono da tempo al centro dell'azione comunale e si sono sposate facilmente con l'istituzione di particolari controlli in specifiche aree a rischio, come è disposto dal Ministero dell'Interno, anche con l'uso di questi apparecchi. Li abbiamo sperimentati con provvedimento del prefetto il weekend del 25 aprile e del 1 maggio, adesso li riproviamo dal 30 di maggio al 9 di giugno in alcune zone specifiche, quindi la zona della stazione in un raggio di 500 metri e la zona centrale da Piazza Casabianca a Piazza Marina, e ci permettono appunto di allontanare quei soggetti che vengono a Jesolo non per divertirsi ma per fare confusione e per creare danno agli altri. In provincia altre zone rosse sono disposte a Venezia, Mestre e lungo il litorale di Chioggia. Con 26.000 abitanti Jesolo è teoricamente il comune più piccolo. In realtà con la stagione estiva si gonfia a tal punto da poter toccare quota 150.000, diventando di fatto uno dei centri più popolosi della regione. Se tra quei 150.000 c'è una buona parte di giovani in cerca di festa, non è detto che tutti finiscano col farlo in maniera civile. Che i controlli col metal detector servono per capire se ci sono armi da taglio, è appunto una prevenzione. Purtroppo vediamo che è una pratica molto diffusa fra i giovanissimi, spesso minori. Noi abbiamo fatto anche degli incontri nelle scuole con Don Ciotti legati proprio a questi temi, alla violenza sui giovanissimi. Al momento non abbiamo avvisaglie dell'emersione di questi tipi di problemi a Jesolo, però ovviamente la prevenzione fa sempre bene. Via la stagione estiva 2025 a Cavallino Treporti. Siamo molto soddisfatti, le prenotazioni ci dicevano che sarebbe stata una buona stagione, adesso abbiamo la prova provata perché i turisti hanno cominciato ad arrivare, alcune strutture sono già molto cariche. Lontana dai clamori mediatici che contraddistinguono altre località turistiche, Cavallino Treporti è sempre più un centro nevralgico del panorama nazionale nel settore. Secondo Mondo Camping, Bibbia online del turismo open air, nel 2023 con 6.700.000 presenze ha scalzato Rimini dal primo posto delle destinazioni balneari italiane. Nel 2024 ha addirittura sfiorato i 7 milioni e mezzo di turisti, un dato che in Italia è inferiore solo a Roma, Milano, Venezia e Firenze. Il rallentamento che ha avuto l'economia tedesca si è sentito qui? Sicuramente dei rallentamenti nei consumi potrebbero esserci, non tanto nella scelta della vacanza. Questo sarà una delle domande e delle riflessioni, delle analisi da fare a fine stagione. Ma Cavallino Treporti sta diventando centrale anche politicamente, capofila di quel gruppo di comuni che si batte per il riconoscimento di status di città balneare, per cui ora a Roma esistono 2 proposte di legge di maggioranza e opposizione per risolvere la condizione dei cosiddetti comuni fisarmonica.
Oggi nel nostro territorio noi saremo circa 70.000, 80.000, per cui devo dire che non siamo i 13.500 che eravamo 2 mesi fa, ed è questo l'aspetto che ci preoccupa come amministrazione, come sindaci, per i vigili, per il servizio demanio, ma anche in generale per tutti quegli servizi che soprattutto noi vogliamo per i nostri residenti. Nonostante i numeri da record, però, anche quest'anno Cavallino Treporti dovrà fare i conti con un problema comune a tutta questa parte di litorale: l'insufficienza delle infrastrutture stradali. Un'autostrada del mare, per esempio, la vedremo negli anni 30, secondo lei? Allora io spero di essere ancora sindaco quando la vedrò, quindi questa è una risposta, l'unica risposta che mi sento di dare, e poi spero sempre di avere come sindaco la possibilità di vedere un raddoppio di via Roma Destra. A breve vedremo la bretella per Cortellazzo che ci porta via un 30% del traffico. Siamo alla cronaca. Un ciclista di 61 anni di Sandona di Piave è morto questa mattina per un arresto cardiocircolatorio lungo la strada che conduce alla diga della Val Gallina nel comune di Soverzene. Lorenzo Susan faceva parte di una numerosa comitiva organizzata dall'associazione Bici and Bike di Sandona. Attorno a mezzogiorno l'uomo si è sentito male, è stato soccorso dai compagni, hanno atteso i soccorritori del SUEM, subentrati dopo essere stati calati nelle vicinanze con un verricello. Purtroppo a nulla sono valsi i tentativi per il medico, che ha potuto solamente constatare il decesso. Per i rilievi sono arrivati anche i carabinieri e il personale dell'ambulanza di San Martino di Belluno. Parliamo di evasione fiscale. Solo il 5% dei comuni veneti denuncia al fisco, il più virtuoso Verona, bene anche Venezia. Sono solo 30 i comuni del Veneto che, stando agli ultimi dati riferiti al 2023, hanno trasmesso segnalazioni di evasioni al fisco. Su 563 comuni, dunque, solo il 5,3% ha denunciato evasioni fiscali. Lo studio della CGA di Mestre racconta che con le segnalazioni inoltrate le 30 amministrazioni venete hanno rimpinguato le loro casse per oltre 150.000 euro. Dati che fanno riflettere anche in una regione in cui, seppur esista, l'evasione fiscale è abbastanza contenuta. Ai comuni che segnalano all'Agenzia delle situazioni di infedeltà fiscali riguardante IRPEF, IRES, IVA, le imposte di registro, ipotecarie e catastali viene riconosciuto un importo economico del 50% di quanto accertato. Tra quelli veneti è Verona il comune che ha incassato di più dalla lotta all'evasione, ottenendo quasi 33.000 euro. Seguono Venezia con 22.416 euro e Peschiera del Garda con circa 18.000. Il colpo d'occhio cade sui capoluoghi di provincia come Belluno, Rovigo e Treviso, che non hanno incassato nulla, lasciando intendere che non abbiano inoltrato nessuna segnalazione qualificata al fisco. Duro il commento della CGA, che però non imputa colpi ai comuni che troppo spesso non hanno sufficiente personale che possa svolgere attività di analisi. Se a parole tutti sono giustamente scandalizzati e pronti a contrastare ogni forma di evasione, nei fatti le cose stanno diversamente. Anche coloro che potrebbero intervenire per combatterla, persino guadagnandoci economicamente, fanno finta di non vederla o peggio ancora si girano dall'altra parte, come ad esempio la quasi totalità delle amministrazioni comunali del Veneto. Certo, qui da noi l'evasione, il lavoro nero e l'abusivismo edilizio hanno dimensioni contenutissime, ma se solo 30 comuni su 563 hanno segnalato al fisco delle anomalie, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Parliamo del Salone Nautico. In occasione della 6ª edizione il Sistema Camerale Unito ha presentato un report interessante che documenta la crescita costante del settore. Nautica e cantieristica sono un settore in grande crescita e non solo a Venezia ma in tutto il panorama nazionale. Per questo quest'anno ben 4 presidenti hanno preso parte all'apertura ufficiale dello stand della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, main sponsor dell'iniziativa insieme ad Asonautica Venezia, e presentato un importante focus ricerca studio. Lo spazio, all'attesa 90 dell'Arsenale, è stato allestito in occasione della 6ª edizione del Salone Nautico, inaugurato con una simbolica stretta di mano. Noi rappresentiamo tutte le imprese e soprattutto quelle che operano nel mondo della cantieristica, della nautica, dei servizi legati al mare. La Blue Economy non possono non avere la Camera di Commercio vicina e quindi noi non stiamo facendo un lavoro di promozione ma di sostegno a quello che è un mondo che insieme alle altre parti della provincia è vitale per un futuro, per un'economia che possa respirare perlomeno in maniera
a pieni polmoni e non sempre in affanno. Per noi è un appuntamento importante, direi l'appuntamento più importante di tutto l'anno. Ci lavoriamo da mesi, il risultato è sotto gli occhi di tutti, stiamo facendo l'interesse dei consumatori attraverso il dialogo con il governo per avere delle leggi a portata del diportista, del piccolo diportista. Il fatto che ci troviamo alla sesta manifestazione del Salone Nautico è la testimonianza che le nostre imprese, che fra l'altro in questi ultimi anni hanno avuto dal 2015 ad oggi una crescita del 29%, ad avvalorare l'impegno, non solo in ambito locale e regionale, ma anche nazionale, l'importante intervento di Andrea Prete, presidente di Union Camere. È una importante risorsa quella dell'economia del mare per il nostro Paese, perché tocca tanti ambiti, tocca quello della cantieristica, quindi delle produttori di barche, tocca la pesca, tocca il turismo, tocca la ristorazione. Proprio nel giorno della finale di Champions dell'Inter è arrivata la notizia della scomparsa di Pellegrini. Io ho vissuto in momenti difficili, non tutto è stato facile. La fede ti aiuta sempre in tutto e quindi cosa dire di più? Quando c'è la fede c'è tutto. In questa frase c'è tutta l'essenza di Ernesto Pellegrini, dell'uomo prima che del presidente, del grandissimo imprenditore, morto all'età di 84 anni. Presidente dell'Inter dal 1994 al 95, ha conquistato uno scudetto dei record, 2 Coppe UEFA e una Supercoppa italiana. Aveva il Veneto nel cuore e per questo portò l'Inter di Giovanni Trapattoni, in procinto di laurearsi campione d'Italia nel 1989, a giocare a Mogliano una partita amichevole per inaugurare una mensa degli assicurazioni generali. Non ho scelto di fare l'imprenditore nella ristorazione, ma è stato un caso. Io ho accettato subito, pur non conoscendo neanche come si accendeva un forno. Ernesto è stato una persona unica ed indimenticabile. Alle persone a cui ha voluto bene è stato capace di dare tutto, non solo il superfluo, l'eccellenza, ma tutto ciò che possedeva e aveva a disposizione in termini di valori e sentimenti che portava nel cuore. La famiglia, la moglie Ivana, la figlia Valentina con Alessandro, i 2 nipoti, il suo faro e caposaldo, oltre ad una fede concreta e solida. Abbiamo raggiunto dei numeri importantissimi. Ho sentito proprio il bisogno morale di restituire qualcosa a chi è stato meno fortunato di me. Quindi ho creato prima la fondazione e poi Ruben, che è un ristorante solidale che dà da mangiare ogni sera a 300 persone che per dignità pagano €1. I bambini mangiano gratis. Ernesto Pellegrini aveva anche Venezia nel cuore, il libro Venezia vista dal cielo nella sua libreria, le immagini di Venezia, in un video in regalo per il suo ultimo compleanno a dicembre, l'Inter con il lutto al braccio a Monaco. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 14:45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, poi sarà la figlia Valentina a guidare l'azienda e i suoi valori. In questa impresa vedo molto di mio padre, le cose importanti io le ho imparate dalla mia famiglia, mi hanno insegnato il valore del fare le cose per bene, con onestà, al meglio delle nostre possibilità. Parliamo di sport, un'impresa autentica, quella che ha svolto un ciclista non vedente. Vediamo la sua storia. Maurizio Favaretto ha 68 anni, è nato a Salzano ma vive in Piemonte. Ha perso la vita 10 anni fa e ha scelto di compiere una vera e propria impresa, percorrendo oltre 360 chilometri per riabbracciare il cugino Claudio Rampado e altri parenti. Ad affiancarlo un gruppo di membri della FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. È stata una traversata della Valpadana complicata, diciamo, più che altro dal traffico nelle zone trafficate, ma le mie guide sono stati bravissimi. Guidare un tandem in mezzo al traffico è difficile. È andato tutto benissimo, il tempo ci ha aiutato e adesso guardate, ho trovato tutti un po', scusate, ma
Poi mi viene da piangere. Ad accoglierlo al traguardo, all'arrivo in piazza Municipio a Spinea, un gruppo di parenti e l'assessora alla cultura Loredana Mainardi, che ha consegnato a Maurizio una targa a nome dell'amministrazione comunale. Poco dopo è arrivato anche il sindaco di Spinea, Franco Bevilacqua. Da 2 anni mi diceva che avrebbe voluto fare, io inizialmente ero un po' scettico, però con passato il tempo ho capito che la roba poteva essere fatta. È stato bravissimo a portare a termine un'impresa perché non è più giovanissimo. Il mezzo non è una bicicletta, è qualcosa di molto diverso. E insomma, è arrivato. E domani il rito dello sposalizio di Venezia con il mare. Venezia vive domenica una delle sue feste più sentite, con una lunga tradizione alle spalle. Nel giorno della festa liturgica della solennità dell'Ascensione ci sarà anche il rinnovo dello storico sposalizio di Venezia con il mare, segno simbolico di perenne alleanza e rispetto della città, con tutte le sue acque, mare e laguna. Una festa perciò ancora oggi molto attuale, un momento simbolico con il lancio del sindaco dell'anello in acqua. Domani infatti non avremo più il Bucintoro, ma al suo posto ci sarà la Serenissima, non avremo più il Doge, ma al suo posto ci sarà il sindaco di Venezia, accompagnati da un grande corteo di imbarcazioni tradizionali a remi, tipiche veneziane. Con partenza alle ore 10 dal bacino di San Marco raggiungeremo quel luogo, esattamente quel luogo in cui ogni anno si ripete questo sposalizio, questa promessa, e con la famosa frase "sposo te o mare", in segno di vero e perpetuo dominio, il Doge lancerà l'anello. Il significato è un po' diverso, perché quelle acque che hanno sempre protetto la nostra comunità, come fossero le mura della nostra città, oggi hanno bisogno della nostra protezione. Primo atto della giornata sarà il gemellaggio di Venezia quest'anno con la città di Palermo, poi il corteo acqueo con tante barche a remi e in testa la Serenissima, le regate, i mercatini e tante altre iniziative. La Santa Messa nella chiesa di San Nicolò a Lido di Venezia sarà presieduta dall'arcivescovo emerito di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, invitato a presiederla dal patriarca Francesco, impegnato a Roma per il Giubileo delle famiglie. Quelle acque che hanno sempre protetto la nostra comunità, come fossero le mura della nostra città, oggi hanno bisogno della nostra protezione. E quindi saremo noi a garantire e a promettere, con quel lancio dell'anello, di proteggere chi da sempre ha protetto Venezia. A San Marco una doppia mostra personale alla Galleria Contini. La Galleria Contini è riuscita a portare a Venezia e a San Marco 2 artisti di fama mondiale, l'architetto designer Mario Botta e l'artista Parker Sun. Espongono le loro opere alla Galleria Contini in Calle Larga 22 marzo. Museo Infinito è il titolo della mostra, voluta da Stefano Riccarda nella loro galleria e a cura di Leonardo Contini. L'esposizione rimarrà visitabile al pubblico fino al prossimo 23 novembre. Parker Sun ha un rapporto di sinergia e collaborazione con Botta, a cui è stato affidato il progetto del museo commissionato dal governo coreano per celebrare l'opera di Parker Sun. Quest'anno ci siamo voluti ricollegare al fatto che qua a Venezia sia in corso la Biennale di Architettura, perciò presentare all'interno della galleria un progetto che non fosse esclusivamente artistico, ma che si avvicinasse anche al mondo dell'architettura, per cui oltre alle opere di Parker sono presenti il modello in scala e i progetti del Museo di Botta. 2 discipline si intersecano. Spesso le sculture di Parker, che sono determinate da forti geometrie, sistemi schematici che si sviluppano anche grazie a proprio studi ingegneristici da parte dell'artista, sono concepite quasi come degli edifici senza la componente funzionale. Grande interesse del pubblico. Abbiamo già notato un grande interesse non solo da parte del pubblico già fedele alla galleria e già interessato all'arte, ma anche tutta una parte di pubblico attratta dalla componente di architettura, perciò specialisti del settore. Nella mostra sono esposte con dei blocchi tematici abbastanza distinti tutte le parti della produzione di Parker. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia. Subito dopo di noi, come sempre, le previsioni del tempo. Una buona serata, arrivederci.